e io chiamo l'amico Tony Mariano. Eccolo qui. Buonasera a tutti. Qui. Come stai? Ciao, Tony, come stai? Tutto bene? Tutto bene, buonasera carissima. Tony, ci accomodiamo e iniziamo a parlare con te. Sì, va bene. Che piacere stare a casa Nappa e poi che piacere stare qui a Prima TV Napoli, che è una bellissima emittente. Voglio salutare affettuosamente Ursolone, che ho conosciuto in tutta Campania e non. Niente, grazie per questo invito, veramente, grazie mille. Io l'ho detto anche, grazie mille anche a te. Anche a Salvatore, perché ho detto noi siamo arrivati alla 20ª puntata, sì, non ci aspettavamo mi fa piacere. È un bel traguardo. Per arrivare alla 20ª puntata vuol dire che qualcosa c'è. Un discreto lavoro è stato fatto. Quindi ho detto, noi ci vuole veramente tutti gli amici che comunque con noi hanno condiviso un bel percorso, un percorso artistico, un percorso morale, e quindi mi faceva piacere avere anche te, perché grazie. Ricordo 10 anni fa, volesse sapere. Sì, volesse sapere. Una canzone che fa parte del mio lavoro discografico, che io ho inciso nel 2009. Posso salutare anche l'arrangiatore Nino Danisi, un compagno nostro Cavalloni. E poi gli autori, il maestro Franco Percopo, il maestro Lucio Di Bonito, Nino Danisi, che anche lui ha scritto qualche brano, Maurizio Russo. Comunque sì, abbiamo fatto questo disco all'epoca. Il disco come si chiamava? Semplicemente io. Semplicemente io, sì. Poi dopo ci sono state altre incisioni, ho inciso 2 canzoni nel seguito degli anni, una canzone del maestro Gigi Finizio, che era una canzone che a me piaceva tanto. Sono tutte quante belle, però ci stava questa qua in particolare che portatelo, voglio sapere, che conosciamo tutti. Da quanto tempo sei nel mondo della musica, quindi? Allora, nel mondo della musica sono dal 2008, esattamente. Ho iniziato nel 2008 esibendomi in cerimonie, feste di piazza, con il repertorio dei miei parenti, dei miei familiari, che è la famiglia Capozzi, che mando un bacio. Anche lui in particolare con il repertorio di Franco Moreno, che oltre ad essere mio zio però è anche il mio mito. Lo dico perché lui lo sa che io vado pazzo per Franco Moreno. Lo sapevo, lo volevo far dire a te. E qual è la canzone di Franco Moreno che ti piace di più? Sono tutte belle, è il tuo mito, però quale che ti emoziona di più? Sono tutte quante belle, quella là in particolare è Sul lungomare di Mondello. Infatti è una canzone che io tuttora canto ancora sulle cerimonie, oltre alle mie canzoni. È una bellissima canzone. Tony, tu oltre a fare il cantante, a parte che avete anche una bellissima amicizia, una bellissima stima, hai battezzato insieme ad un grande personaggio dello spettacolo che da anni viaggia nel mondo del teatro, della comicità, che è Oscar Di Maio, un personaggio comico. Per fare un grande applauso a Oscar Di Maio, che mando un bacio affettuoso. Con Oscar veramente io Oscar lo conosco dal 2009 esattamente, e ne abbiamo passati tutti i colori, devo dire la verità. Lo conosco molto bene, a Royam mistici presente con mio nipote, a me e a mio fratello. Diciamolo con bene veramente, perché io lui e la sua famiglia, vedo le foto, vedo le cose. Sì. Il periodo estivo, non so se hai visto, siamo a casa sua in piscina, cioè veramente. A me piace, perché ad esempio vedi su Facebook, cioè, si vede una cosa bella, già fa mi piace. E ho notato, e io ti ringrazio per questa cosa. Bello, e mi piace anche ricambiare. Siamo in amicizia. Persone a volte non ricambiano, non so perché, però vabbè, non fa niente. Io lo metto. Ho notato e ti ringrazio. E quindi questa è la cosa. E quindi si chiamava Samuel questo personaggio? Sì, Samuel, è un personaggio umoristico di colore, che mi è iniziato una cosa così, proprio per gioco. Stavamo in macchina io, Oscar e mio fratello, gli feci sentire uno scherzo telefonico con questa voce di questo ragazzo di colore, e Oscar mi disse: appena faccio un programma televisivo senz'altro sei con me. E così è stato. Abbiamo fatto delle diverse puntate su un'altra emittente, che stava lui, l'artista Cocò, che manda un bacio, Ciro Maggio, la figlia Marzia Di Maio, che saluto anche a lei, e poi ci stava pure questa ospitata ogni tanto di Samuel. Tony, in questo nostro salotto, tu che cosa ci fai ascoltare? Sì, allora... ti vogliamo sentire anche cantare. E io ti ringrazio. Allora, la prima canzone che vado a cantare porta da titolo Volesse sapere, che fa parte del mio lavoro discografico, arrangiamenti Nino Danisi, come ho detto prima, e autori Lucio Di Bonito, che mando un bacio al mio carissimo amico. Salutiamo.
poi come seconda canzone, Continuiamo, sì, come... lascio il mio salotto a te per le tue belle canzoni. Ok, la seconda canzone ho scelto una bella canzone perché dato che tu hai impostato questa trasmissione in un certo modo, con un certo spessore, allora ben venga che si cantano anche canzoni come prima ha cantato l'artista Anna Sachs, che veramente gli faccio i complimenti in diretta, ha interpretato una bellissima canzone, veramente brava, veramente. E niente, vado a cantare la canzone del maestro Lucio Dalla, che porta da titolo Caruso. Allora Tony, io ti lascio il mio salotto a te. Grazie. Signore e signori, mi fa piacere perché dopo 10 anni siamo ancora qui Esatto. e ci ascoltiamo la bella, la grande voce di Tony Mariano. Grazie. E tocca, e proprio tu a due passi da me non mi guardo nemmeno, e ti guardo cercando un saluto ma come so scema, e poi tu pensi ma come ci fatta amore con te, ti state fare te. Volesse sapere se tu cammini ancora in tuo cuore, volesse sapere che posso fare per credere a st'amore come già fa, se rinde suono mi viene a trovare e non mi voglio scegliere, amore mio non vivo senza te. Tu sei sempre solo l'unica per me, ma perché ti voglio bene sto male, non saccio perché non mi crede, con le parole tu giuri gelate, tu sangue di bene, solo con te una volta sto cuore può sbattere ancora. Per tutta vita volesse sapere se tu cammini ancora in tuo cuore, volesse sapere che posso fare per credere a st'amore come già fa, se rende suono mi viene a trovare e non mi voglio. Amore mio, non vivo senza te, tu sei sempre solo l'unica per me. Come già fa, se rende suono mi viene a trovare e non mi voglio scegliere, amore mio non vivo senza te, tu sei sempre solo l'unica per me. Seconda canzone, ecco perché... No, ma infatti allora, credevo ti anch'io. è piaciuta questa canzone? Questa è
stata stupenda. Mi fa Io piacere, sapevo mi fa che piacere. dovevi cantare 2 canzoni. Esatto, sì, esatto, sì, 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 Il sì. secondo brano, Mi ma scuso visto con che il non è pubblico, partito. perché sapevo che... No, è Vabbè, proprio non per ci sono questo ti problemi. sono venuta a chiedere, dovevi cantare una seconda Sì, canzone. sì, la Regia, canzone che porta perché titolo non mi avete Caruso. fatto partire Caruso, che è un brano bellissimo, è un classico napoletano, quindi non mi avete fatto ascoltare un brano bellissimo. Quindi io ti lascio con Sì, Caruso. sì, colgo un attimo l'occasione per Sì. salutare una carissima persona che sta nel mio cuore, Roberto Giaquinto. Mua, un bacione. Forte abbraccio. Regia, allora la base di Caruso, fate impazzire. Grazie. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. La voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. Una catena oramai, lascio io santo di te bene assai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampade della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare, e all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. La voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Lascio io sangue di te bene, sai. Pensa della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e belli, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così come anche le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. E la catena oramai, lascio io sangue di te bene sai.
Grazie. Bellissimo, Grazie. questo era proprio un classico napoletano. Grazie, mi ha fatto È la piacere. storia Grazie. della musica questo brano. Mi ha fatto piacere che... Io ti ringrazio. No, io ti ringrazio, vi ringrazio perché veramente è stato un grande onore e piacere stare qui È stato un piacere per stasera. Ti voglio bene e ci vediamo alla prossima. Grazie, Signori, grazie. Tony Mariano. Ciao. Grazie. Grazie.